Go on, lo stai. Go on, rispondi. Oh, magna è pronta. Ah, da mangiare ancora e poi dai ancora a doggere. Sto aspettando un po' all'isola. Non ti preoccupare, ma ora che cercare io. Ah, grazie, però fammi presto, per favore. Vabbè. Ma vengo io, stai d'accordo, Goku? Stanchezza. Ma che non poco oggi fornuti, Aspetta, ma che è sto rumore? Allora gli abitanti di sto pianeta sono ancora vivi. Ma non volevano sterminati. Ma tu chi sei? Ecco vuoi. Oh, o livello 2 è 5, sei proprio scarso. State fermo, non ti muovere loco. O se no ti spara. Ma che resta forza che si sta avvicinando? A da essere issa. Ehi, è Goku! Tu non sei Carrot. No, ma tu chi sei? Rispondi, che vuoi a me? Non voglio niente a te, chi ti sa? Che faccia tosto che tiene. Stai quando con fuoco. Uè, ma che ti sbatta a fa? Oh, livello mazzata 320 roi. Certo, non si niente male. Comunque non ci può mai fare con mica, è sicuro. Oh, ma come ti permette? Tu non sai chi sono io. Ah, fate sotto si tiene palle. Non è cosa tua. Mo ci faccio vedere a su scema. Ah, piglia chist! È stato solamente un sacco povero. Beh, si muove il mietto, torno me. Ti faccio vedere subito che saccia fa. Ma che è sto rumore? Ah già, è un localizzatore. Chi sta ad essere per forza Carrot? Ma com'è possibile? Ma stava cagando sotto la paura. Oh, chi non si sta un attimo fermo. Siamo arrivati. Chi stia a casa Ruggenia? Uè. Cosa? Finalmente. Ciao frate! Come state? Scusa, ma chi è sto creatura? Ma come trovato vostre fatiche come babysitter? No, quando mai? Chi sta è figlio? E allora no? Oh, col tempo tua moglie siete diventata proprio brava genitore. Goku, ma tiene genere a cogliere tutto quanto sfere rodrà che chiedo qualcosa a Sherron. Beh, veramente non tengo nessun desiderio in particolare. Oh, certo che questo è diventato proprio bravo in questi ultimi 5 anni in attività. Wow, come hai fatto, Goku? Insegniamo pure a me! Ma che è? Ma che è? Facito cesso, sento a qualcuno che si sta avvicinando.
Aiuto, ma che si ci vede in gol? Chi sarà? Sento un figlio di merda. Ma che va? Wow, come sei cresciuto. Ma non tu potevi non sapere, carot. Ma che vuoi dire? Sì, proprio tale e quale a patata. Voglio immediatamente una spiegazione da te. T'era stato ordinato a sterminare la razza umana, ma a quanto pare vedi che fallite. Perché insistate a sentire? Vabbè, ma che me fai? Anzi, non è che sì, ne a rovina, però te ne hai a castisole, capito? Attenia! Ma bella! Si incembra a che sto! Te ne hai! Grilli, state accorto! Grilli! Aiutatelo! Io non so chi sì. Ne manca che vuoi a me. Vieni qua! Sta dicendo una fessaria. Non tu puoi essere scudato perché sei venuto qua. Chiarimmi una cosa. Io non sono una persona che tu crede. Io mi chiamo Goku. Ma che stai dicendo? Sentami a me, cerca di ricordare. Non ti è mai capitato di sbattere la capo? Rispondimi. Che cosa? Magari quando eri piccirilla, non ti ricordo che hai sbattuto la capo? Oh, sto parlando con te! Non mi ricordo esattamente come, ma quando ero piccirilla hai sbattuto la capo, è vero? Ah, sì. E tengo ancora un segno. E questo non me ne fotto proprio. Ma com'è? Allora è vero? Ma che sta storia che c'è secco, scusa? Che te ne a che vedere con Goku e chi sto cavone? Senta, se posso sapere tu chi sei? Moriscero non mi tuoi. Mamma mia, come stai rovinata? Ti sei scordata poche cose. Ma non da maretta, ti faccio ricordare io. A partire da mo' a recuperare tutto il tempo perduto e a fatica per noi. Come stai, Grilli? Tutto a posto? Però ti stai accorto. Questo non è normale. Vatte forte. Grazie, me ne sono accorto. Anzi, se ha già essere sinceri, questo mi ha fatto venire freddo in gola. È la prima volta che succede. Tu sei nato in coppa pianeta Vegeta, sei un Saiyan. E i Saiyan sono i combattenti più forti e potenti di tutto l'universo. Cosa? E non sai Anna? Sì, proprio lo sapevi, sono Gradish. Fratello più grosso. Non è possibile. Sia vero che Goku non interessa, che ci va con noi. Mo te spiego subito. Issa era stata mandata coppa terra per sterminare tutta la razza umana, ma oggi non ha ancora compiuto la missione. Ma stai fuori con la capa? Ma come potete sfruttare così le creature? Oh, che mazza che tiene, a casa l'uno si vede benissimo. Perché? Che ci stai a così speciale a guardare la luna? Ti sei scordato pure questo? Non sai più niente dell'origine tua. Noi diventammo imbattibili quando ci trasformammo in notte e luna piena. Ma che è sta storia? Se posso sapere? Oh no. Avrei fornuta coda. Che fine l'hai fatta fa? Sì, proprio lo sapevi, l'hai perso molti anni fa. No, ma come l'hai potuto fare? Ma te ne capo legnam! E per questo motivo che si è cagnata così assai rispetto agli esseri umani. Va buona così! Non me ne importa, si vengano altri pianeti, si sono conosciuti bene come si chiama e si sono il fratello più grosso. Io mi chiamo Goku e sono cresciuto qua. Perciò va a te nel pianeta mio. Bravo, Goku! Ma manca... Oh, ciao. Scite suono, fratelli. Yam, capariam.
Non ti viene Jenny a combattere insieme a noi? Basta, c'è zeccato il ponte. Non mi posso mai unire con voi, ciao, vedetelo a Nanzaguato. Ma tu sei sicuro? Se non sbaglio, chi lo là è figlio. Tiene pure sta coda, allora è purissimo Saiyan. Sì, beh. Non mi hai dato scelta. Non mi rimane altro che pigliare o caro figlio tuo. Ma che stai dicendo? Non ti permettere, sa? Io ti stengo. Ah, forniscilo, non mi fai paura, io sono molto più forte di te. Sì, voto, posso pure dimostrare a mamma. Io ti giro. Chiappa chist. Siendami buono, mo figlio te viene conmigo. Se io vorrei Natale ti fa solamente tutto quello che ti ordini. Ia solamente accire a 100 persone e portare i loro cadaveri vestiti all'interno giorni, capito? O se no affida tuo sguardo. Ah, ricordati che creatura è nipote e ci metti in mano in quello, solo se mi costringi. Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行に